Nel Gran Premio del Giappone la Ferrari incassa un'altra delusione stagionale. Dopo aver piazzato entrambe le vetture in prima fila durante le qualifiche, le aspettative non sono state rispettate in gara. A vincere è stata la Mercedes con Valtteri Bottas, seguita dalla rossa di Sebastian Vettel e dall'altra freccia d'argento di Lewis Hamilton, e con questa graduatoria la scuderia conquista aritmeticamente il mondiale costruttori. La gara è cominciata con un'incertezza fatale per Vettel, infilato al via da Bottas, che ha poi dominato la gara, mentre il Gran Premio di Leclerc, che ha chiuso in settima posizione, è stata compromessa da un contatto con Verstappen. Il monegasco era arrivato sesto al traguardo, ma ha ricevuto 15 secondi di penalizzazione per essere rimasto in pista con la macchina danneggiata dopo il contatto. Ora è ufficiale, Claudio Ranieri il nuovo allenatore della Sampdoria. Il club blu cerchiato ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex tecnico della Roma con un simpatico tweet che recita "Dilly Ding, Dilly Dong", famoso passaggio di una delle dichiarazioni dell'allenatore quando sedeva sulla panchina dell'Leicester con cui vinse la Premier League. Ranieri firma un contratto fino al 2021 con il rinnovo che scatterà automaticamente in estate in caso di salvezza. L'Inter è in apprensione per le condizioni fisiche di Alexis Sanchez. Impegnato con la nazionale cilena, l'attaccante è uscito verso la fine della gara tra Colombia e Cile per un problema alla caviglia. Questa è la nota ufficiale apparsa sul sito del Cile. Alexis Sanchez ha rimediato nel secondo tempo della partita con la Colombia, si legge, la lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra con interessamento della retinacolo, per cui, d'accordo con lo staff medico del suo club, viene lasciato libero dal ritiro della nazionale cilena e farà rientro a Milano, dove si sottoporrà a degli esami di risonanza magnetica ed ecotomografia dinamica per prendere la migliore decisione terapeutica. Da definire quindi i tempi di recupero, ma di sicuro non è una buona notizia per l'Inter di Antonio Conte. Cristiano Ronaldo dovrà ancora aspettare prima di toccare con mano il traguardo dei 700 gol in carriera. L'attaccante della Juventus ci ha provato nell'ultima uscita con il suo Portogallo in occasione delle qualificazioni ai prossimi europei contro il modesto Lussemburgo. Risultato: CR7 non è riuscito a siglare una doppietta che gli avrebbe permesso di raggiungere le 700 marcature, ma si è limitato, si fa per dire, a segnare soltanto un gol, un pallonetto straordinario. I 700 gol possono aspettare, ma la certezza è che li raggiungerà ben presto.